una partita dove il primo tempo così e così, il secondo tempo straordinario, alla fine un pareggio, come l'hai vista? Io non ne ho visto un primo tempo così così o un secondo tempo meglio. Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, tanto sia al primo tempo, soprattutto al secondo, visto il risultato, siamo stati capaci di girare un 2-0, nel senso, ma è vero che forse rimane un po' amaro questo pareggio perché col 3-2 secondo me abbiamo avuto le occasioni prima di loro di fare il 4-2 e chiudere la partita. Comunque rimaniamo con le cose positive, che abbiamo saputo giocare un 2-0, che abbiamo girato il risultato, che abbiamo fatto un punto in casa senza un giocatore molto importante nella nostra squadra e andiamo avanti. Nessuno ha detto che sarebbe facile, allora per me va bene il punto. Hai toccato proprio una nota, non riusciamo a giocare una partita tutti, cioè c'è sempre qualcuno là in attesa. Sì, è già dalla Coppa Italia dell'anno scorso che non si riesce ad essere tutti, ma questo dimostra la squadra che siamo, no? Che anche con le difficoltà si va avanti, si fa un bel pareggio, rimaniamo con un bel pareggio perché è una cosa positiva, abbiamo giocato bene e guardiamo la prossima partita. Bene, io ti ringrazio, alla prossima. Grazie mille, grande torneo.